Bonjour, bonjour a tout le monde, buongiorno a tutti carosi belli e ben trovati. Oggi ricettuzza sicilianissima andremo a fare l'oro. Le nuvolette, o meglio dire giammelle, in alcune zone giammelle, in alcune zone nuvolette. Mamma, Sono dei biscotti mamma, buonissimi da inzuppo, antichissimi della tradizione siciliana che vi consiglio assolutissimamente di provare. ciao. Santo vi saluta pure, vi Mamma, lascio subito alla posso? ricetta, un attimino, vi lascio subito alla ricetta, ma vi ricordo prima che mi trovate sui social, Instagram, Pinterest, Facebook e anche su Telegram, dove se avete bisogno potete comunicare in tempo reale con me, e vi ricordo che se ancora non l'avete fatto iscrivervi al canale, è gratuito, attivare la campanella così verrete avvisati ogni volta che pubblico una nuova ricettuzza. Vi mando un grosso abbraccio, alla prossima! Per realizzare le nostre giammelle o nuvolette avremo bisogno di solo 3 ingredienti base, ovvero 3 uova della misura L, sono circa 150 grammi, intere mi raccomando, 250 grammi di zucchero semolato e 270 grammi di farina 00, io utilizzo la Pignatiello. Vi lascio giù nell'info box il link e potete utilizzare il mio codice sconto La Cucina del Cuore 10 e estratto di vaniglia solo se volete. Iniziate a rompere le uova all'interno della vostra ciotola della planetaria, oppure potete utilizzare tranquillamente un frullino elettrico. Solo opzionale potete aggiungere l'estratto di vaniglia, oppure bustine di vanillina, oppure scorza di limone. Io utilizzo il mio estratto di vaniglia fatto in casa, che è super aromatico. Quindi vado ad inserire anche metà dello zucchero, un pizzichino di sale, così da andare a contrastare i sapori, dopodiché inizierò a fare montare la mia massa per circa 20 minuti. Ma una volta che le uova insieme alla metà dello zucchero iniziano a sfumare, vado ad aggiungere l'altro zucchero. Così lascio montare per 20 minuti. La vostra massa deve scrivere, ragazzi, deve essere bella, spumosa e leggera. Quando è così ancora troppo molle, lasciate montare. In tutto per 20 minuti monterà benissimo. Ovviamente partite da uova a temperatura ambiente. Una volta che abbiamo ottenuto la nostra massa di uova e zucchero e ben montata, andiamo a setacciare all'interno la farina e andiamo a mescolare così dal basso verso l'alto, facendo attenzione a non andare a smontare il nostro composto, perché ovviamente non abbiamo lievito all'interno della nostra ricetta e quindi l'uovo montato è quello che ci servirà per dare lievitazione alle nostre giammelle. E mescolate dal basso verso l'alto in 2-3 fasi, non inserite la farina tutto in una volta, mi raccomando, altrimenti rischiate i grumi. Questo tipo di giammelle o biscotti sono una sorta, hanno il sapore simile ai savoiardi, quindi sono i nostri savoiardi siciliani, ragazzi. Sono davvero buonissimi e questa è la consistenza che dovrete ottenere. Come vedete è ben compatta, vedete? Adesso abbiamo due opzioni: o le andiamo a distribuire su placca da forno, ovviamente iniziate ad accendere il forno a 190 gradi, ragazzi, perché deve essere caldo il forno e non devono aspettare tanto prima di andare in forno. Quindi o fate la forma con i cucchiai, così con 2 cucchiai, e fate una sorta di quenelle e poi la mettete sulla placca da forno, oppure andate ad utilizzare la sacca a poche. Questo secondo metodo è quello che io prediligo. E se decidete di utilizzare la sacca a poche come me, andate a fare 2 giri e poi uno al centro, così che vi vengono belli ovali.
Ricreate per tutti la stessa distanza e distanziatelo ovviamente l'uno dall'altro perché ovviamente andranno a lievitare in cottura, ok? Quindi li mettiamo in forno statico preriscaldato a 190 gradi per circa 10-13 minuti. Devono colorarsi leggermente sopra. Se li fate cuocere di più come ho fatto io, andranno a diventare molto croccanti, invece devono essere croccanti fuori e morbidini dentro. Ed eccole qui prontissimi, come vedete nella superficie si forma una crosticina buonissima e queste sono le nostre giammelle. Le vado a sistemare su un vassoio e andiamo a fare la prova assaggio. Sei pronto? Sì, io mi mangio questi due. Prima provane uno con il latte. Sì, questo me lo mangio pure. Vai, Questo è quello. vediamo com'è. Stiamo aspettando a te che ci dai una risposta. Buono così? Più buono con latte. È più buono col latte? Sì, Sì. perché sono biscotti da inzuppo. Eh, questo lo metto qua. Tutto là dentro? No! Sì. E Come? questo me lo... Ma sei un bugiardino allora. Ciao a tutti, alla Ciao. prossima! Prossima.